Molta attesa a Martellago per la carica di sindaco, per le elezioni amministrative, con due soli contendenti, ed è per questo che, nonostante gli oltre 18.000 elettori, non si andrà al ballottaggio. Da un lato Andrea Saccarola, il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, dall'altro Alessio Boscolo, il candidato sindaco sfidante, che è sostenuto dal centrosinistra, anche se non in modo ufficiale, cioè sono tutte liste civiche che lo sostengono, un po' come accadde a Damiano Tommasi, poi eletto sindaco di Verona. Come dicevo, niente ballottaggio, una percentuale di votanti leggermente superiore alla media, con un 54,87, superiore anche a 5 anni fa, quando votarono il 53,28% degli abitanti di Martellago. E alla fine lo sfidante Alessio Boscolo ce l'ha fatta. È una forte emozione, soprattutto che la notizia l'ho ricevuta da mia figlia. Non ho voluto essere insieme alla squadra nel ritrovo perché 5 anni fa mia figlia non era presente perché era piccola, e questa volta ho voluto essere a casa solo con lei finché mi ha detto che ho vinto. Un pensiero allo sfidante? Alessio lo stimo, l'ho sempre stimato, gliel'ho sempre detto, è stata una campagna elettorale un po' difficile in certi momenti, però tra me e lui c'è sempre stato dialogo. Saccarola conferma l'importanza dei partiti, ma anche il sostegno delle liste civiche che lo hanno accompagnato. Mi dicono che la mia lista civica ha fatto un buonissimo numero, un buon numero di voti, quindi sono orgoglioso perché vuol dire che la gente ha votato il sindaco uscente, quindi sarà un governo sicuramente positivo per il comune di Martellago. Non possiamo dirci felici e contenti, l'unico dato che è oggettivo è che rispetto al circondario, e quindi quello che è stato il risultato nel Veneto quantomeno, abbiamo arginato quella che è un po' un trend, un'ondata dei partiti.